Cari amici, siamo ritornati in mezzo alle margherite, come potete vedere, per accompagnarvi in un altro luogo splendido, un'osteria. Un'osteria dove la gente si incontra, ma anche si scontra molte volte. E perché? Perché le osterie di paese sono il momento culminante di ogni discussione, anche politica. Lì si fanno le giunte comunali, lì si disfano le giunte comunali, si fanno i sindaci, si fanno le opere parrocchiali, perché non dimentichiamo che in ogni paese c'è la chiesa, ma vicino alla chiesa non si sa mai perché, oppure si sa, c'è anche l'osteria dove ci si riunisce, si sta un momento in compagnia e noi possiamo rivivere con le nostre trasmissioni quei profumi, quei sapori, quei momenti di amicizia, di compagnia, anche gastronomici e enologici, che le osterie ci sanno regalare. Qui a Corno di Rosazzo non occorre raccontare le osterie, perché questo è un luogo deputato, anche perché è un po' nei confini, ci sono i 420, c'è un'osteria qui che si chiama anche così, un po' più lontana da qua. E qui noi scopriremo, andando un po' più avanti, le cose più belle che hanno le nostre osterie. E ripartiamo con voi alla scoperta delle osterie tipiche del nostro Friuli storico con profumi e sapori in osteria. Oggi siamo a Corno di Rosazzo all'Osteria Il Campanile. Vedremo insieme a voi che ha poi nel tempo assunto anche un altro nome al Campanile, perché vedete alle mie spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea Purcit sulla Breu, uno dei detti friulani. Ma allora entriamo adesso e scopriamo la storia insieme a voi di questo locale tipico friulano. Che storia ha questa osteria tipica? Questa è un'osteria veramente tipica perché noi siamo qua da 50 anni. Prima di noi c'era la mamma, il papà, però in gran parte la mamma. Prima di noi ancora per un 15 anni c'era un'altra signora che anche lei con suo marito e poi con sua figlia ha gestito questa osteria. È molto vecchia e noi la stiamo portando avanti con alti e bassi, sperando in bene. Adesso c'è il Covid che ci rovina, ma non importa, andiamo sempre avanti. Stiamo facendo piatti tipici in base alle stagioni. Adesso ci sono le ossa, il cotechino, la brovada, poi si fanno i piatti friulani, fricco, frittata. A quanto risale la storia di questa osteria? C'è una prima data, un primo documento che dice... Noi siamo dall'ottobre del 1971. Prima di noi c'erano gli altri che noi abbiamo calcolato un 15 anni. Qualche aneddoto? Come si è evoluta la storia? La storia di 50 anni di un ostriano non è poco. Cosa è cambiato? È cambiato che una volta si lavorava tantissimo. La mamma lavorava in fabbrica, poi ha visto che comunque noi eravamo in due e che potevamo seguire il suo lavoro e ha preso l'osteria, perché i gestori di prima erano intenzionati a vendere e lei, lavorando in fabbrica, era un lavoro pesante e abbiamo preso qua. È lei che vi ha insegnato a cucinare? È lei che ci ha insegnato a cucinare, a fare, ha imparato a cucinare mia sorella, io faccio più il bar, quindi abbiamo un lavoro a testa e siamo contente. Un'osteria tutta di donne, sia in passato che in presente. La figura femminile dietro il banco. Vuol dire tanto. Però sì, noi non abbiamo nessuno che ci segue. Abbiamo le nipotine che forse ci porteranno avanti, ma non so. Cos'è l'aspetto più bello di servire dietro il banco? Qual è che spinge ogni giorno a Per stare svegliarsi? dietro il banco bisogna che deve piacere, perché bisogna avere un contatto sempre con la gente, bisogna essere sempre cordiali e non è facile, specialmente in questi momenti. Però sì, a uno che gli piace un bel mestiere. A me ad esempio piace, quindi lo faccio volentieri.
Coente Friuli nel mondo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine fra gli altri, ha inteso raccontare la storia di questi luoghi particolari, sparsi in tutto il Friuli storico, dove la tradizione, la socialità, la cultura, ma soprattutto i profumi, i sapori di una volta, oggi sono veramente attuali. Questo per dare la possibilità ai nostri friulani emigrati da tantissimi anni di rivedere e riscoprire quei luoghi che hanno lasciato e magari possono ritrovare, perché queste osterie ci sono ancora come c'erano 50 anni fa, anche magari in certi paesi, in certi borghi che hanno avuto uno spopolamento importante con l'immigrazione. L'osteria è rimasta tale quale, forse con addirittura gli stessi arredamenti. Magari è cambiato l'oste, però l'osteria c'è. Nelle osterie, come ho detto prima, si odorano i profumi e i sapori della tradizione. Ecco che in questo luogo noi troveremo e riscopriremo quelli che sono i presidi della nostra enogastronomia, in modo particolare in questa osteria del Campanile, ma da noi di Corno di Rosazzo, nei Colli Orientali, la riconosciamo come Osteria Cadazimulis, perché è gestita dalla seconda generazione di due brave gemelle. In questa osteria, in questo periodo, si degusta la brovada, i vues di Purzet, tutti quelli che sono i prodotti della norcineria e le diverse grappe. Quindi un saluto a tutti i friulani. Guardate che se rientrate, dovete rientrare, le osterie vi aspetteranno a braccia aperte. Allora, queste sono le ossa che vengono fatte bollire con la carota, sedano, cipolla. Questa è la radice del cren, che viene comunque grattata, che viene accompagnato con le ossa o col cotechino, e qua ci sono anche delle salsine messe a parte e si mangia tutto assieme. Questo c'è il cotechino e la brovada, se uno vuole può accompagnare lo stesso, sia col cren che con la brovada. Mettiamo qua, mettiamo il cotechino e possiamo grattare anche qua un po' di cren, che viene ottimo, o comunque con delle semplici salsine. Questo è il sanguinaccio. Si prende il sangue, noi lo facciamo senza far bollire il sangue. Tanti lo fanno bollire prima, noi lo facciamo col sangue freddo e mettiamo del pane dentro e poi si lo insacca come un salume normale. E quando si deve mangiare si fa bollire nell'acqua e basta, oppure se lo fa fritto nel tegamino. È solo sangue, carne, la carne sanguinata, che il maiale è sempre della carne un po' sporca di sangue, e pane. Questo invece sono le ossa tutti sanno come si fanno. Si fanno bollire, si fa tipo un brodo con sedano, si fa bollire le ossa e diventano commestibili così senza... La marcundele invece sono le fritaglie del maiale, c'è il cuore, c'è la smilza, i rognoni, un po' di carne, anche lì carne di quella tipo salsiccia, e si la fa nella tela, non so come si chiama in italiano, la tele, si fanno come delle pagnocchette e poi viene quasi sempre usata per fare i sughi dei gnocchi o della pasta asciutta, oppure si fanno bollite nell'acqua, queste pagnocchette, poi si le taglia a fettine e si mangia così. Sì, e prende un sapore come di patè di fegato, perché c'è dentro anche un inin di fegato. Sì, prodotti che vanno ancora, ma però chi li conosce, no? Non tutti, come il sanguinaccio, la gioventù di adesso anche si schifa a vedere. Invece noi che siamo abituati da bambini a mangiare e neanche non lasciano fare, perché io per poter fare devo portare il sangue a analizzare e sono forse l'unico che ho
il permesso di farlo perché lo faccio con tanto di etichette, tutto in regola e sì, ho dovuto anche litigare con le istituzioni per poter farlo e mi lasciano fare perché ho detto che mio nonno lo faceva, mio padre lo faceva e io continuo a farlo. Dopo aver ottenuto la DOP abbiamo fatto il consorzio di tutela, nato appunto per tutelare la DOP della Brovada. Abbiamo fatto la nostra sede a Corno di Rosazzo, dove il Comune ci ha gentilmente messo a disposizione una sala. La Brovada è un piatto tipico friulano e tipico delle nostre osterie, dove viene consumato con le carni di maiale, specialmente con il musetto oppure con le ossa di maiale, ed è molto apprezzato, specialmente ad una certa età, perché quando si è giovani, non so perché, i giovani cercano di snobbare un po' cosa dice il papà, cosa dice il nonno, poi quando diventano più grandi, che si stancano di mangiare hamburger e patatine, oppure la pizza, oppure i panini fatti in 1000 maniere, a una certa età provano a assaggiare questo piatto tipico della Brovada col musetto e lo apprezzano, cominciano ad apprezzare questo sapore perché ha un sapore particolare e un gusto un po' acido che o piace o non piace, però quando piace poi però uno se ne innamora e va a cercarlo. La Brovada è dal 1400 presente in Friuli, in quanto era una maniera per conservare le rape, la scorta di verdura per tutto l'inverno. Quella volta non c'erano i frigoriferi e non c'erano i congelatori, quindi bisognava conservare in maniera naturale i cibi. E mettendo le rape in fermentazione con le vinacce, le rape acquistavano una nuova vita, perdevano il sapore tipico del vegetale della rapa e diventava Brovada, che era tutta un'altra cosa, che poi veniva consumata come contorno. Faccio presente che la Brovada è buona anche cruda, non serve cucinarla. Difatti molte osterie la presentano anche la rapa della Brovada tagliata a fettine, come diciamo, non antipasto, come stuzzichino, per bere un buon bicchiere di vino dopo. Vi invito nei periodi invernali, specialmente quando fuori fa freddo o che tira la bora fredda, di andare in un'osteria e sentire questo profumo di Brovada come lo sentiremo noi dopo che andremo a mangiare questo piatto tipico con le ossa del maiale, la carne del maiale, il musetto e quant'altro. Allora, parliamo delle Città del Vino, Associazione Nazionale delle Città del Vino. In Friuli Venezia Giulia ci sono 25 comuni che sono associati alle Città del Vino Nazionale. È un'associazione che nasce in un periodo buio per la vitivinicoltura nazionale. Siamo nel 1986 e come sapete c'è stato lo scandalo del metanolo. Una serie di sindaci lungimiranti sono ripartiti e hanno messo insieme questa bellissima associazione che attualmente conta 450 comuni italiani. In Friuli Venezia Giulia siamo 25, in attesa c'è San Vito che sta per entrare anche lui, sono 26 comuni. Nei comuni delle Città del Vino siamo partiti con una serie di progetti di valorizzazione del territorio e valorizzazione del prodotto vino. In questo momento stiamo lavorando alacremente sull'Agenda 2030 della Comunità Europea con un progetto che ci porterà ad avere su tutti e 25 i comuni un regolamento di polizia rurale condiviso e con le nuove normative legate alla sostenibilità e all'utilizzo dei fitofarmaci in vigna. Città del Vino non è solo valorizzazione del territorio, in questo momento stiamo lavorando anche a un bel progetto per i nostri giovani, è un progetto Erasmus+, dove 100 allievi delle scuole alberghiere, delle scuole agrarie
potranno partecipare e potranno avere una borsa di studio per andare a studiare all'estero. Questa è un'organizzazione italiana che li porterà in Portogallo, Spagna, Francia e altri paesi europei. Per quanto riguarda poi la parte di valorizzazione del soggetto principale che le città hanno è il vino, noi ogni anno lavoriamo per promuovere il vino con manifestazioni legate al territorio. Una di queste è sicuramente Calici di Stelle. Calici di Stelle si svolge dal 1° di agosto al 16 agosto, ci vede coinvolti in Friuli Venezia Giulia con una ventina di eventi. Naturalmente ogni sera delle giornate di agosto ci sarà un evento che va da Aquileia a Sequals, da Corno di Rosazzo a Butrio, Premariaco e tutte le città del vino del Friuli Venezia Giulia. Una delle ultime che è appena entrata in cantiere delle proposte che Città del Vino sta portando avanti per la regione Friuli Venezia Giulia si tratta della vendemmia turistica. Questo sarà il fiore all'occhiello per la prossima vendemmia, dove andremo a cercare di coinvolgere il turista in un momento esperienziale direttamente nella vigna. Per fare questo stiamo lavorando a un protocollo d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro e l'ANCI del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo concluso, l'abbiamo portata a termine anche questa puntata. Abbiamo conosciuto qualcosa forse di antico o forse di nuovo, di mai visto. Certo è che siamo un po' più ricchi dopo aver conosciuto questa osteria e l'appuntamento naturalmente per nuovi profumi, per nuovi sapori alla prossima osteria.